idraulica, giustamente è una questione anche qui di programmazione, come accennavo all'inizio. Il calcolo approssimativo delle risorse necessarie per mettere a sistema e in sicurezza il Veneto sono intorno ai 2 miliardi di euro. E quindi c'è bisogno di un piano pluriennale che, sulla base di una scala di priorità, possa mettere in sequenza gli interventi secondo il piano che in parte già esiste, ma in parte comunque va aggiornato e integrato. I fondi strutturali europei sono una risorsa importante. Sappiate che il Veneto ha utilizzato e sta utilizzando i fondi europei in maniera parcellizzata, senza una strategia. Se noi dividiamo i fondi europei per il numero di progetti, abbiamo interventi medi di circa 100.000 euro ad intervento. Quale strategia si fa con 100.000 euro? Bisogna usare le risorse in maniera più consistente e coordinata nei territori, anziché distribuirle a pioggia senza una logica complessiva. È importante che l'azione dei consorzi di bonifica venga valorizzata e garantita. Attualmente i consorzi di bonifica stanno facendo da banca alla Regione, anticipando 60 milioni di euro di interventi autorizzati dalla Regione ma non pagati. È importante che il concorso delle risorse per i consorzi di bonifica venga esteso a tutta la popolazione, perché è assurdo che paghino solo gli agricoltori per la difesa idraulica del territorio, quando il beneficio comunque riguarda tutti. E l'operazione preelettorale del 2009, che l'allora giunta Galan, insieme comunque a Zaia perché era nella sua coalizione, e alla Lega, di togliere il corrispettivo di fare l'esenzione del corrispettivo del consorcio di bonifica nelle aree urbane era assolutamente incoerente e inadeguata, e da lì è cominciata la difficoltà di gestione dei consorzi di bonifica. È importante che noi seguiamo tutta una serie di interventi distribuiti sul territorio coinvolgendo i comuni. Io ricordo che allora, quando ero sindaco a Sazzano, siamo stati uno dei primi comuni della provincia di Venezia a mettere in piedi e approvare il piano delle acque del comune. Poi a ruota anche gli altri comuni del Milanese si sono adeguati, perché questa incide poi nella programmazione urbanistica e richiede interventi che siano coerenti. Quando io faccio una lottizzazione devo garantire non solo l'invarianza idraulica, devo prevedere anche quello che può succedere in caso appunto di piogge ricorrenti e di forte intensità. Oggi il clima sta cambiando, dobbiamo preparare anche queste evenienze. Quindi io credo che sia mancata una strategia, bisogna guardare avanti con più determinazione.